Non c'è pace in altopiano. L'ondata di maltempo annunciata già nei giorni scorsi ha colpito durissimo nella zona di Roana, portando danni e devastazioni a causa di fortissime folate di vento e di piovaschi molto intensi. I tetti di 2 abitazioni hanno subito danneggiamenti molto gravi nella contrada Rebeschini, dove il maltempo ha divelto anche la copertura di una stalla. I vigili del fuoco del distaccamento di Asiago sono accorsi sul posto per i primi interventi di messa in sicurezza dell'area interessata, ma il vento forte ha anche abbattuto alcuni alberi sulle strade comunali. La protezione civile è intervenuta per gestire la situazione. Altre segnalazioni riguardano cavi elettrici e telefonici abbattuti. Un turista ha inoltre filmato quella che appare a tutti gli effetti come la formazione del cono di un tornado. Il video ha già fatto il giro del web, suscitando grande impressione. Non è possibile sapere al momento se il presunto tornado abbia toccato terra o se si sia allontanato dalla zona di Roana senza causare danni. Quella delle scorse ore è l'ennesima perturbazione che si è abbattuta sull'altopiano, dove meno di una settimana fa era stata devastata anche Malga Granezza, nei pressi di Montecorno. Lo stesso centro di Asiago era stato invaso da un'imponente grandinata che aveva trasformato le strade e le piazze in un fiume di ghiaccio.